Se anche tu, come tantissimi altri, ti stai chiedendo cos'è la mindfulness e come può aiutarti nella vita quotidiana, guardati questo video fino alla fine. Buongiorno e benvenuti, sono Pierantonio Polloni e sono uno psicologo corporeo e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere personale e la realtà quotidiana. E l'argomento di oggi è proprio mindfulness spiegata in modo semplice. Oggi affrontiamo il tema della mindfulness in modo leggero, pratico, ma soprattutto utile. Niente fuffa, niente meditazioni complesse che devono iniziare prima che sorga il sole oppure dopo immensi digiuni. Esercizi pratici, consigli per una pratica semplice ma incredibilmente potente che ci aiuta a vivere in modo consapevole e più soddisfacente. Questa pratica ci può aiutare a gestire lo stress, a riconoscere e a controllare le nostre emozioni, ad essere più concentrati e determinati, ma soprattutto ad accrescere l'autostima. Pur con l'intento di trasmettere in modo sintetico, è probabile che io deva dividere il video in più puntate per soddisfare sia la vostra sete di conoscenza, ma anche la vostra pratica poi quotidiana. A cosa mi riferisco quando uso la parola mindfulness? L'etimologia della parola è mindfulness, cioè il suffisso inglese ness sta a indicare uno stato d'animo, tipo happiness riguarda uno stato d'animo happy, cioè felice. Mindfulness, essere in uno stato d'animo mindful. Il suffisso full ha anche a che fare con la pienezza, cioè essere pieni di qualcosa. Per esempio, beautiful riguarda l'essere pieni di beauty, cioè di bellezza, quindi belli. Mindful significa essere pieni di mind, cioè pieni di mente. Mindfulness, dunque, rappresenta una condizione della persona che è pienamente presente con la propria mente, e il concetto italiano più vicino a questo termine è davvero la consapevolezza. Vi faccio subito qualche esempio. Quando state guidando e pensate di trovare parcheggio, non siete mindful. Quando stai lavorando e pensi al fine settimana al mare, non sei mindful. E anche se sei fuori a cena e inizi a pensare al lavoro, non sei mindful. La mindfulness ha quindi a che fare con la pienezza della presenza nel qui ed ora. I latini dicevano hic et nunc, qui ed ora. Torniamo all'esempio della guida. Trovarsi in uno stato di mindfulness mentre si guida significa essere presenti al 100% all'atto di guidare. Non c'è spazio per altri pensieri, per altre azioni, perché la mindfulness richiede una completa centratura. Pensi sia facile? Ma non lo è affatto. Ricordi il maestro Miyagi di Karate Kid? Una delle scene più famose del film è quella in cui lui dice «Dai la cera, togli la cera, Daniel-san». Si tratta di un compito ripetitivo e non appena i gesti diventano automatici, la nostra mente inizia a vagare per conto suo. Questo è il primo grande ostacolo della mindfulness. In generale questo ci accade spesso. Durante le nostre giornate molte attività sono portate avanti col pilota automatico, senza pensare troppo a ciò che facciamo. Quando ci laviamo i denti, quando mangiamo, quando facciamo la doccia, siamo sempre altrove con la nostra mente. Ecco perché il maestro Miyagi ripeteva sempre metti la cera, togli la cera, per abituare Daniel-san ad essere presente al 100% in ciò che stava facendo. L'atto di essere pienamente presenti alla nostra vita non è affatto scontato. In primo luogo perché richiede una completa accettazione del presente. Non possiamo essere davvero presenti se non accogliamo tutto ciò che ci accade. La mindfulness a suo modo è spietata. Non c'è spazio per i vari cosa sarebbe successo se vorrei essere in vacanza ma questa situazione non ha alcun senso. Però attenzione, la mindfulness non ci insegna a gettare la spugna, l'esatto opposto. Ci invita a radicarci nel presente, a prendercene la responsabilità con lo scopo di comprenderlo, affrontarlo, utilizzarlo a nostro favore. Quando ci succede qualcosa di sconveniente, spesso cadiamo nella trappola della lamentazione, che ci fa rimanere sulla superficie delle cose, non ci permette di entrare in uno stato di comprensione profonda. Non è un caso se prima abbiamo tirato in ballo l'Oriente, seppure con un personaggio inventato come il maestro Miyagi. La mindfulness è un concetto presente in tutte le tradizioni orientali, dal buddismo all'induismo, perché è in stretta
stretta relazione con lo yoga. Le moderne tecniche di mindfulness traggono infatti ispirazione dalle autentiche pratiche di yoga. Si basano entrambe sulla meditazione, sul respiro, sulla consapevolezza del momento presente e sulla presenza nel qui ed ora, su quello che viene chiamato il non giudizio. La grande differenza sta nel modo in cui noi occidentali percepiamo e pratichiamo la mindfulness, ovvero limitatamente all'aspetto psicologico, senza toccare l'aspetto mistico e trascendente. In estrema sintesi, potremmo quindi vedere la mindfulness come un adattamento moderno ed occidentale di antiche pratiche spirituali. Prima di passare all'esercizio, che vi sottolineerò, occorre però focalizzarsi su una cosa. La mindfulness non è un territorio on-off, una cosa che si ha o che non si ha, è un percorso, è una scala che va salita con determinazione. È necessario praticare la mindfulness se si vuole imparare a migliorare e non basta studiare. L'esercizio che vi propongo in questo episodio è molto semplice, perfetto per iniziare. Ogni giorno ti prenderai 3 minuti per sederti e respirare profondamente. Inizi con 3 minuti senza strafare, non è necessario chiudere gli occhi, non serve mettersi in posizione del lotto con le gambe accavallate, puoi farlo anche sul letto, seduto sul divano, nella vasca, come preferisci. L'importante è che in questi 3 minuti la tua attenzione rimanga fissa sul respiro e mentre respiri ascolta anche i movimenti del tuo corpo. Cosa succede quando ti riempi d'aria con l'ispirazione e cos'altro provi quando butti fuori con l'espirazione. Se la tua mente inizia a vagare, non preoccuparti, è del tutto normale e tu riportala con gentilezza sul tuo respiro. Puoi anche aiutarti ripetendoti mentalmente inspiro mentre stai inspirando e espiro mentre stai espirando, un po' come faceva Miyagi con la cera. Bene, per questo episodio è tutto. Nel prossimo vedremo perché è fondamentale praticare la mindfulness nella società attuale e ti darò anche altri spunti per portarla sempre di più nella tua vita. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!